Mercoledì 28 giugno 2023, una data storica per Montecchio Maggiore, ma anche per la viabilità dell'Ovest Vicentino. Alle 11 vengono rimosse le ultime barriere sul cavalcaferrovia di strada Battaglia. Il sindaco Gianfranco Trapula e il presidente della provincia di Vicenza Andrea Nardin si stringono la mano. Ora finalmente può transitare la prima auto sul nuovo ponte. Una giornata veramente di felicità oggi, dopo tanta attesa finalmente rivediamo l'apertura di questo importantissimo collegamento. Credo che questo sia un momento sicuramente storico, la riapertura, vediamo già come da pochi secondi c'è stata l'apertura e tantissime sono già le macchine che percorrono questo cavalcaferrovia. Ci sono comunque intensi lavori, tantissimi lavori sulla viabilità, la TAV o altri interventi in provincia di Vicenza e quindi i piccoli disagi che si creano, anche grazie alle aperture come quelle di oggi, vengono alleviati. La riapertura di queste infrastrutture è stata più volte rinviata in questi mesi. Solo ieri pomeriggio i RICAV 2, il consorzio di imprese a cui RFI ha affidato i lavori per la TAV, dopo aver eseguito l'ultimo collaudo, ha sottoscritto l'affidamento al comune dell'opera. Sono stati qualche mese di ritardo dovuto a delle lavorazioni non solo complicate ma anche a mancanza di materiali, così ci hanno detto, e in effetti era così il mercato. No, noi speriamo nella riapertura di questo cavalcaferrovia e dopo la cosa che però risolverà gran parte dei problemi della viabilità di Montecchio Maggiore ma dell'Ovest Vicentino sarà il nuovo casello della A4. Altro intervento tanto atteso che potrebbe essere ancora incompleto al termine dei lavori della Pedemontana Veneta ad ottobre. Al momento nessuna data certa è stata comunicata ai sindaci della zona. Fluidificare la viabilità in questo punto è prioritario. Ecco perché, pur non essendo state completate tutte le opere accessorie, il sindaco ha scelto di aprire comunque la strada senza tante cerimonie. Piuttosto che aspettare quelle che sono le rifiniture di dettaglio, è stato giustamente importante aprire e dare sfogo alla viabilità, quindi va condivisa la scelta importante del sindaco che ha voluto aprire nonostante appunto non ci fosse la perfezione assoluta, perché comunque l'essenzialità c'era e quindi l'importanza all'interesse dei cittadini, all'interesse della viabilità.